Come si impissa sta roba? Buongiorno, mi vede? Mi sente, signor Libero? Libero? Libero, no, strega. Ascoltami, io posso stare anche senza questa trappola qua di plastica, hai capito? Ma perché me l'avete portata? Non lo decido io, è il protocollo dell'ASL. Deve premere il simbolo con la telecamera, l'ha visto? Simbolo con la telecamera. Sì. Questo qua. Ma guardati se vado a diventare matto con ste robe, con ste porcarie. Per darmi l'esito potevi chiamarmi anche al telefono fisso, tanto son quando vuoi che vada. Ecco, mi vede? Mi sente, signor Libero? Sono Francesco. Signor Libero? Guarda, Francesco, se mi chiami ancora col mio cognome, giuro che metto giù, basta chiamarmi Libero, va bene? Guardi che Chiamami Yuri! io sono solo un volontario, devo seguire le regole del protocollo. Allora, volontario, ragazzo, chiamami Yuri per piacere, Yuri, anzi, compagno Yuri. Meglio ancora, come Yuri Gagarin, il primo uomo nello spazio, come Yuri Andropov. Ma tu non sai neanche chi è. E va bene, Yuri. Senta, io la chiamo per salutarla, visto che è solo a casa, Grazie. e anche per offrirle supporto psicologico. No, Perché, fermo. Supporto cosa? sì, Ragazzo, ma ti sei accorto che parli come un prete? Ma lo sai che la verbosità dei preti è l'arma del nemico? Eh? quale prete? Non sono un prete. Ascoltami, a me del supporto, di tutto il resto non mi interessa assolutamente niente, capito? Mi hanno detto che mi dovevi chiamare per darmi l'esito, dammi sto benedetto esito, punto e basta. È andata bene stavolta, vero? Ecco, si metta un momento comodo. Negativo? È ancora positivo, Yuri. No, non ci credo, no, che credo, no, non può essere ancora positivo, no. Sicuro che è il mio. Scusami ragazzo, scusami, sai, non è per farmi i lavori tuoi, mostri, ecco, guarda, Ecco, mostrami, ecco qua. mostrami, ecco, io libero nato a tampone numero 5, esito positivo, ancora positivo. Se da 3 mesi, sono 3 mesi e 5 tamponi che mi avete chiuso in casa. Sono stato il primo in Italia, ancora non mi fate uscire. Ragazzo, scusami se mi sfogo, sai, ma qui c'è qualcosa sotto, vero? È vero? No, io come le dicevo, può succedere. È E allora devo possibile. stare ancora a casa. Assolutamente sì. Ma se non ho niente di niente, non sono mai stato meglio, non ho mai avuto colpo di tosse, vado fuori, sistemo l'orto. Cosa vuoi che succeda se vado al bar qua davanti? Succede che può contagiare altre persone, Yuri. Ma dai, ma ti voto che Positivo infetta. asimtomatico. Positivo Un corpo asimtomatico. positivo sintomatico. 5 tamponi, 3 mesi che mi dite positivo sintomatico. Basta. Hai capito o no che non ho niente? Positivo da 3 mesi, ma fammi una carità, dai. Fatalità, a me mi tocca però stare ancora dentro in casa, sempre, e tutti gli altri sono già usciti, sempre. Dici che è un caso, ragazzo? No, non è un caso, sai cos'è? No, È perché sono comunista. È no, per Yuri, questo. per Sì, te lo dico favore, io Yuri. come stanno le cose, te lo dico io. Intanto io sto benissimo, ma guarda, per spirito civico proletario accetto ancora il verdetto. Va bene? Ma tu lo sai che io mi sono fatto un culo così per tutta la vita per difendere i diritti delle persone, le ingiustizie. E dici che sono positivo asintomatico, che potrei contagiare le persone, ma ti sei mai chiesto quante teste da cazzo che va in giro libere su sto paese, te lo sei mai chiesto? Sono tanti e tutti asintomatici. Non lo sanno mica di essere bolsonari, sai? Non lo sanno. Fidati ragazzo, per questi non esiste il vaccino. No, no. Yuri, stia calmo, stia calmo. Per favore. Basta che guarda, mi stai facendo perdere la pazienza. Hai detto che mi dovevi supportare? Sì, Allora supportami, tanto lo sai che ho ragione. Il comunismo ha sempre ragione, va bene? no, io non posso esprimermi su questi temi, mi dispiace. Ascolta quello che ti dico, ragazzo, io non ce la faccio più. Però te lo voglio dire lo stesso.
Vedrai che quando sarà finita sta buriana, i padroni ne approfitteranno per sfruttare ancora di più i lavoratori, ve lo vedrai, si lamenteranno della crisi e poi li lasceranno a casa o li pagheranno con delle mascherine di carta sbusà. Ricordate, col culo per terra casca sempre i poaretti, ricordalo. Yuri, io la devo salutare, ma ci vediamo ci vediamo la settimana prossima alla stessa ora, d'accordo? Ciao, 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 sì, ciao, un'altra bella apparizione come a Madonna delle Meglio Cose, là, ciao. No, io ho il compito di fare una videochiamata alla settimana, gliel'ho detto 1000 Sì. volte, è per questo che le hanno consegnato il PC. Il PC, mi hanno consegnato il PC, potevate darmi il PCI, col Partito Comunista Italiano mi sentirei meno solo. Ciao ragazzo, come sei tu Arrivederci, papà? arrivederci Yuri, vedrà che Fai andrà perdere la tutto pazienza. bene, sì, andrà tutto Sì, bene. credici. Deve Adesso strucca sta deve da fare. cliccare al centro dello schermo. Aspetta, cliccare, centro dello schermo. Vai. Guarda cosa, questo, sì. No, ancora positivo me. No, 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 no. Qua non basta un cambio, qua ci vuole una rivoluzione.